Oggi primo volo del nuovo drone costruito in collaborazione con Aviotecnica Srl. Tutta la struttura in alluminio 6061 saldato. Questa volta speriamo di non fare l'errore dell'ultima volta quando il drone è volato via per conto suo. La bussola è stata messa su un supporto separato e lontana dalla centralina, in quanto l'altra volta questo oggetto aveva causato l'accecamento della centralina e quindi il drone non ha risposto più ai comandi ed è volato via. Oggi devo dire con non poco patema d'animo sto cercando di farlo volare, speriamo che vada tutto bene. Lo teniamo basso. Onde evitare spiacevoli incidenti come l'ultima volta. Comunque il drone è molto silenzioso, ha una posizione GPS molto stabile, come vedete, corregge la posizione in automatico. Ma che bello, eh? Fagli di sopra. Visto com'è silenzioso? Adesso proviamo a farla atterrare. Allora. Lascia.